Di solito, quando si pensa alla nascita di una nazione, insomma, per chi studia questi temi all'università e cerca di capirne la genesi, si tende a visualizzare un processo, come dire, squisitamente burocratico. Certo, l'immaginario collettivo ci porta subito nei salotti diplomatici, no? Monarchi seduti a lunghi tavoli, sigilli di cera lacca, confini tracciati su mappe sbiadite. Esatto, trattati redatti in un latino incomprensibile. Sembra tutto un calcolo freddo, un'architettura calata rigidamente dall'alto verso il basso. Una visione rassicurante, beh, ma che raramente riflette la meccanica reale della storia. Diciamo che la costruzione di un apparato statale indipendente, specialmente nel Medioevo, è un processo caotico, viscerale. Spesso viene forgiato sotto una pressione estrema. E richiede un elemento fondamentale, cioè la trasformazione psicologica di una popolazione che smette di percepirsi come un insieme di sudditi sottomessi per diventare un corpo di cittadini attivi. Assolutamente. È il passaggio chiave. E benvenuti a questa nuova analisi approfondita. L'obiettivo di oggi è proprio esplorare un caso di studio perfetto per chiunque sia affascinato da questi meccanismi politici, quelli che insomma trasformano un territorio in uno stato sovrano. Lavoreremo su una serie di estratti storici basati sul rigoroso lavoro di Michele Amari, focalizzandoci su un arco temporale brevissimo ma cruciale. Parliamo della Sicilia tra il 1285 e il 1291 e anticipo già che non parleremo di una transizione pacifica, parleremo di flotte che sfidano tempeste impossibili pur di rivendicare l'autonomia, di vedove che finanziano eserciti dando fondo ai propri risparmi. E anche del paradosso crudele, per cui una nazione, per sopravvivere, a volte deve letteralmente mandare al patibolo i suoi stessi padri fondatori. Incredibile, sì. E il valore del lavoro di Amari, secondo me, risiede proprio nel mostrare la granularità di questa evoluzione. In questi 6 anni osserviamo un'isola che smette di essere considerata un mero feudo straniero. O un trofeo di guerra conteso da potenze lontane. Si dota di leggi proprie, di un sistema fiscale autonomo, di una diplomazia e di un esercito. Quindi, per comprendere le dinamiche di questa trasformazione, io direi di partire dal vuoto di potere, perché il collasso del centro nevralgico è spesso il catalizzatore dell'indipendenza, no? Esattamente. Novembre 1285. Re Pietro d'Aragona muore. La flotta siciliana in quel momento si trova lontanissima dalla propria terra, ancorata a Maiorca. E logicamente un esercito senza il proprio sovrano dovrebbe attendere ordini dal successore. Dovrebbe. Invece accade qualcosa di politicamente dirompente. Le plebi, così come le definiscono i documenti dell'epoca, si rifiutano categoricamente di aspettare. Sotto la guida del viceammiraglio Federico Falcone, impongono il ritorno immediato in patria. E decidono di mettersi in viaggio sfidando le condizioni meteorologiche del Mediterraneo in pieno inverno, che insomma all'epoca. Follia. Una scelta che dal punto di vista strettamente nautico era pura follia. Le tecnologie navali del XIII secolo rendevano la navigazione invernale un rischio mortale. E infatti le conseguenze sono state disastrose. Il 3 dicembre, nel tratto di mare tra la Sardegna e le Baleari, la flotta viene investita da una tempesta devastante. I documenti registrano l'ecatombe con precisione chirurgica. Naufragano 6 galee. 2 provenivano da Messina, 2 da Augusta, una da Catania e una da Sciacca. Mamma mia! E lo stesso viceammiraglio Falcone muore nel naufragio. Sì, muore anche lui. Ma nonostante questo, 48 navi riescono in qualche modo a sopravvivere e a toccare il porto di Trapani. Ora, la domanda che sorge spontanea leggendo questi resoconti è perché? Perché affrontare un rischio così sproporzionato? Un'intera flotta non decide di suicidarsi in mare per un semplice moto di nostalgia. Certo che no. E ragionando sui documenti emergono 3 forze motrici molto precise per questa urgenza. La prima è un terrore geopolitico immediato, cioè la morte del re lasciava l'isola scoperta e si temeva un attacco fulmineo degli Angioini. Chiaro. La seconda forza è la paranoia interna. I siciliani iniziavano a diffidare profondamente dei loro stessi alleati, i catalani. Sospettavano che volessero trattenere la flotta a Maiorca per usarla nei loro conflitti iberici, giusto? Esatto, come una pedina. Ma il terzo fattore è quello che definisce il vero salto di maturità politica di questa popolazione. Avevano compreso una regola spietata dell'autodeterminazione.
ovvero che per difendere un territorio è vitale avere un vertice istituzionale residente. Proprio così. Non un monarca lontano che governa tramite delegati, ma un sovrano fisicamente presente sull'isola. L'analisi di Amari ci avverte proprio di non confondere questa fuga disperata con un cieco istinto di sopravvivenza. È stato un calcolo strategico lucidissimo, perché l'autonomia non esiste senza un potere interno stabile. Mm? Sai, è una dinamica che mi ricorda un po' il mondo aziendale moderno. Immaginiamo una filiale periferica molto produttiva, che vede crollare improvvisamente la sede centrale. Bella analogia. Invece di farsi prendere dal panico o aspettare di essere assorbiti dai concorrenti, i dipendenti attraversano letteralmente un uragano per dichiararsi indipendenti e prendere in mano l'amministrazione. Si accollano il rischio totale pur di garantirsi il controllo. Il parallelismo funziona perfettamente, perché evidenzia l'assunzione di responsabilità. Tuttavia, sopravvivere all'emergenza e dichiarare la propria autonomia è storicamente la parte più facile. Certo, il giorno dopo è sempre il più duro. Esatto. Il vero ostacolo emerge subito dopo. Come si evita che questa popolazione spaventata e frammentata si rivolti contro se stessa? Una nazione non può reggersi solo sull'adrenalina di una ribellione. Ha bisogno di un'infrastruttura giuridica solida. E qui, insomma, entriamo nella meccanica vera e propria della costruzione statale. Febbraio 1286, Giacomo I viene incoronato re a Palermo. Cosiddetti capitoli di Giacomo. Che se li leggiamo con attenzione non sono una lista di vaghi principi filosofici. No, affatto. Sono riforme estremamente tecniche. Fissano un tetto massimo alle collette, cioè le tasse dell'epoca, limitandole a 15.000 once d'oro in caso di guerra o ribellione e ad appena 5.000 in tempi di pace. E questo dettaglio economico è rivoluzionario. Cioè, nel sistema feudale precedente la tassazione era spesso arbitraria. Assolutamente. Fissare un limite numerico preciso significava sottrarre al monarca il potere di dissanguare l'economia agraria a suo piacimento. Ma i capitoli vanno anche oltre la sfera fiscale e colpiscono il cuore del potere nobiliare, ovvero la giustizia. Ecco, su questo punto sono sempre stata affascinata. Viene imposto l'obbligo di concludere le cause civili e criminali entro 2 mesi. E si introduce il sistema delle malleverie, che possiamo paragonare alle moderne cauzioni. E avere un limite di 2 mesi per le liti in tribunale smantella un'arma di controllo formidabile. Sappiamo bene che la lentezza della giustizia permetteva ai signorotti locali di tenere in ostaggio la popolazione, insomma prolungando le dispute all'infinito per estorcere risorse. Esatto. E non si fermano qui. Aboliscono la mutazione della moneta, che era la pratica angioina di svalutare il conio per rapinare surrettiziamente i risparmi dei cittadini. Furbo. Vietano l'appropriazione statale dei carichi delle navi naufragate. E infine estendono il diritto di successione dei feudi fino alla 3ª generazione. Analizzando l'impatto di questi capitoli, vediamo un ribaltamento totale del paradigma amministrativo. Cioè, io non sto leggendo le solite concessioni che un sovrano elargisce per mantenere quiete le masse. Le famose briciole lanciate per prevenire rivolte. Sì, esattamente. Leggendo il testo non sembra affatto un re che fa un regalo ai suoi sudditi. Sembra molto più un trattato sindacale, una negoziazione serrata. Giacomo I sapeva benissimo che la sua legittimità non derivava dal diritto divino, derivava dal sangue versato dalla popolazione durante la rivoluzione del Vespro. La sua corona dipendeva dal contrapporsi frontalmente alla tirannia fiscale del governo precedente. Quindi un vero e proprio patto sociale. La nazione si dota di un contratto vincolante tra la base e il vertice. Ma, e c'è un grande ma, un contratto scritto su pergamena, per quanto avanzato, diventa carta straccia se non c'è una forza militare in grado di farne rispettare i confini. Verissimo. Tra il 1286 e il 1287, il neonato Stato deve affrontare la prova della sua stessa sopravvivenza materiale. E in un contesto insulare, insomma, la sovranità coincide con il dominio assoluto delle rotte marittime. Perché il controllo del mare era l'unica garanzia per non essere strangolati economicamente. E qui i registri storici ci mostrano una mobilitazione impressionante. Penso alla battaglia dei Conti, che si svolge il 23 giugno del 1287 nel Golfo di Napoli. Uno scontro epico. Le forze in campo sembrano delineare una sconfitta certa.
L'ammiraglio Ruger Loria comanda una flotta siciliana di 40 galee contro l'armata angioina guidata da Narzone, che era composta da ben 84 navi, Più del doppio. più del doppio. Eppure Loria trionfa, catturando 44 galee nemiche. Ma il dato politicamente più rilevante secondo i documenti non è la sproporzione numerica, è la tattica e soprattutto la natura di quella flotta vincitrice. Diciamo che la tattica di Loria fu un capolavoro di logistica applicata all'economia. La flotta siciliana non si limitò a uno scontro in mare aperto. Utilizzarono isole chiave come Capri, Procida e Ischia come vere e proprie strozzature geografiche. Le hanno usate per bloccarli. Esatto. Occupando queste posizioni, riuscirono a strangolare le rotte commerciali nemiche, costringendo gli angioini a combattere in condizioni di grave svantaggio logistico. Ma, come accennavi, è la composizione della flotta a dirci che tipo di stato stava emergendo. I documenti di Amari smantellano completamente l'idea di un esercito di mercenari prezzolati. Quelle 40 galee non erano state pagate con i tesori personali del re, erano fornite, equipaggiate e armate direttamente da 11 città specifiche. Città come Milazzo, Lipari, Trapani, Siracusa, Catania, Augusta, Taormina, Cefalù, Eraclea, Licata e Sciacca. Stiamo osservando la nazione in armi, un coinvolgimento capillare che unisce praticamente tutte le coste dell'isola in un unico sforzo bellico. Questo livello di partecipazione indica un cambiamento sociologico profondo, un passaggio che diventa evidentissimo in un episodio cruciale avvenuto un mese prima, nel maggio del 1287. La caduta di Augusta. Sì, la città di Augusta cade per tradimento. Una crisi militare del genere avrebbe mandato nel panico un regno debole. Invece, la macchina statale reagisce con una rapidità sbalorditiva. In soli 12 giorni, Re Giacomo raduna un'armata imponente. E ancora una volta le risorse non piovono dall'alto. E qui la situazione si fa davvero interessante, perché è il popolo a finanziare il proprio esercito. Nelle fonti emergono due figure formidabili. Figure che incarnano perfettamente questa appropriazione della cosa pubblica. Da una parte abbiamo questo anziano, il vecchio Paccio, un uomo infermo che si scontra a livello ideologico con un legato papale e gli ricorda con un coraggio inaudito che la Chiesa dovrebbe usare le armi della parola e non finanziare spargimenti di sangue. Un gesto di grande sfida istituzionale. Assolutamente. E poi, all'estremo opposto dello spettro d'azione, abbiamo Agata Seminara. Ah, la vicenda di Agata Seminara è un trattato di scienza politica in miniatura, davvero. Una vedova di Catania che prende la decisione di donare 200 once d'oro e tutti i suoi gioielli di famiglia per finanziare la difesa. 200 once d'oro all'epoca erano una fortuna incalcolabile. L'atto di svuotare i propri forzieri privati per salvare il regno dimostra che il concetto di patria non era più un'astrazione dibattuta dai filosofi di corte. Era diventata una realtà tangibile, un bene comune in cui i cittadini riconoscevano il proprio interesse vitale. Cioè il popolo smette di guardare la politica dal balcone e si fa Stato. Verissimo. E tuttavia, lo studio della nascita delle nazioni ci insegna una lezione ineluttabile. Accentrare il potere ha sempre un costo brutale. Eccoci al lato oscuro. Sì, una volta che un apparato statale si è consolidato, ha bisogno di eliminare le anomalie che minacciano la sua autorità. Le stesse figure carismatiche e ribelli che hanno reso possibile l'indipendenza diventano, paradossalmente, una minaccia mortale per le nuove istituzioni. E arriviamo quindi al giugno del 1287. Mentre la flotta domina i mari, la corte interna è teatro di una purga politica spietata. La vittima è Alaimo, di Lentini. E Alaimo, insomma, non era un oppositore qualunque. L'uomo che aveva guidato e salvato Messina durante i giorni più bui del Vespro, eppure viene condannato a morte insieme ai suoi nipoti. Incredibile! La caduta di Alaimo è il risultato di una complessa meccanica del sospetto. Da una parte abbiamo un monarca, Giacomo I, che avverte la necessità di consolidare il proprio monopolio sull'uso della forza. Dall'altra, i documenti storici evidenziano il ruolo nefasto della moglie di Alaimo, Macalda di Scaletta. Il suo pazzo orgoglio, come dicono le fonti. Esatto. Il suo comportamento spregiudicato creò un vuoto politico attorno al marito, isolandolo a corte e trasformandolo nel capro espiatorio perfetto. La scena della sua fine, poi, ha un impatto drammatico enorme. Alaimo è prigioniero a bordo di una nave che naviga verso la Sicilia.
Bertrando De Cannellis gli legge la sentenza di morte e lui, guardando le coste dell'isola per l'ultima volta, pronuncia queste parole, e cito: «O Sicilia, o patria, molto ti sospirai, e pur me beato se dopo i miei primi vagiti non t'avessi più vista». Potentissimo. È una condanna durissima alla macchina statale che lui stesso ha contribuito a far nascere. E la domanda è d'obbligo. Giacomo I stava agendo come un tiranno paranoico che falciava i rivali politici o c'è una logica strutturale più profonda in questa esecuzione? Se analizziamo l'evento rimuovendo la nostra lente morale contemporanea, emerge la fredda logica della realpolitik. Ovviamente mantenendo un'assoluta imparzialità nell'analisi, possiamo vedere che Michele Amari non nasconde la profonda crudeltà umana di questo tradimento. Certo, umanamente spietato. Ma dal punto di vista della teoria dello Stato, un'istituzione nascente e vulnerabile non può tollerare l'esistenza di poteri paralleli. I leader rivoluzionari possiedono un carisma smisurato e una rete di fedeltà personali che competono direttamente con l'autorità della corona. Quindi, per normalizzare la nazione e garantire la stabilità dei capitoli, la monarchia sentiva il bisogno vitale di recidere i legami con l'era dei signori della guerra. Diciamo che lo Stato deve divorare i suoi eroi più ingombranti per poter sopravvivere come istituzione impersonale. Una spietatezza necessaria che prepara il regno all'esame finale, immagino. Abbiamo visto le leggi, la mobilitazione militare, le purghe interne, ma una nazione non è veramente tale finché non viene messa alla prova sul palcoscenico della geopolitica globale. Assolutamente. E tra il 1288 e il 1291 la Sicilia affronta una crisi diplomatica apparentemente insormontabile. Il rischio concreto non era tanto la sconfitta militare, ma la cancellazione dell'indipendenza a colpi di penna. Il quadro internazionale era ostile e compatto, cioè la pressione spaventosa. Da un lato c'è la diplomazia inglese. Edoardo d'Inghilterra orchestra i trattati di Oleron e Campofranco con un unico fine: liberare Carlo lo Zoppo, minando le conquiste siciliane. E dall'altro lato c'è il presunto alleato, Re Alfonso d'Aragona, che, di fronte a problemi nei suoi domini, valuta cinicamente che l'alleanza con la Sicilia sia diventata un passivo troppo rischioso e inizia a prendere le distanze. E a chiudere questa tenaglia c'è il papato. Roma rifiuta categoricamente qualsiasi compromesso. Respinge persino le offerte dell'isola di pagare pesanti tributi in cambio del riconoscimento. Vogliono solo la restaurazione del dominio angioino. L'isolamento era totale. La nazione si trovava in una morsa in cui le superpotenze cercavano di decidere il suo destino ignorandone completamente l'autonomia. Sembra la classica situazione in cui ti ritrovi seduto a un tavolo da poker e i giocatori con i capitali più grossi si accordano sotto banco per spartirsi le tue fiche. Rende benissimo l'idea. Le superpotenze usano la Sicilia come merce di scambio e storicamente lo Stato più piccolo o cede per sfinimento o viene annesso. Ma le riforme interne di cui abbiamo parlato forniscono l'infrastruttura per un'opzione diversa. Il rifiuto attivo. E il rifiuto prende la forma di una controoffensiva. Lo Stato risponde nell'agosto del 1289 forzando la mano per arrivare alla tregua di Gaeta. E non ottengono questa tregua mendicando supporto, ma attraverso un attacco audace. Re Giacomo lancia una spedizione militare direttamente nel territorio napoletano. Portare la guerra a casa del nemico obbliga le superpotenze a negoziare su basi reali, non teoriche. E il risultato è un trattato che consolida il controllo siciliano non solo sull'isola, ma anche sulle Calabrie. Però, analizzando il testo del Trattato di Gaeta, emerge un dettaglio quasi paradossale che riguarda proprio la gestione della forza militare. Sì, l'esclusione degli Almugaveri. Esatto. Tra le clausole c'è un'esclusione clamorosa. Gli Almugaver, cioè questa fanteria leggera e feroce formata da mercenari che erano stati determinanti nelle battaglie, vengono esplicitamente lasciati fuori dal trattato. Il re stesso ammette di non poter garantire il loro controllo. Un dettaglio che evidenzia quanto sia complicato passare dalla guerra di guerriglia alla normalizzazione statale. Ma nonostante queste tensioni, l'architettura istituzionale regge. E arriviamo al 1291, anno di transizione decisiva. Re Alfonso d'Aragona muore. Giacomo I è costretto a lasciare la Sicilia per rivendicare il trono spagnolo, lasciando l'amministrazione al fratello Federico. È in questo frangente che lo storico Michele Amari traccia il bilancio definitivo di questi 8 anni cruciali.
un bilancio che certifica il compimento del processo di genesi nazionale. Nonostante le ombre, come l'esecuzione di Alaimo o le crisi diplomatiche, le fondamenta reggono. Amari sottolinea che il regno viene lasciato in uno stato di ritrovata floridità, l'economia ha retto grazie all'alleviamento delle tasse stabilito dai capitoli e la popolazione politicamente rinvigorita. La solidità di questo patto sociale è tale che l'abbandono da parte della Corona d'Aragona non provoca il collasso dell'isola. Le istituzioni ormai camminano sulle proprie gambe. Se ripercorriamo l'arco temporale che abbiamo esplorato, la progressione è davvero impressionante. Siamo partiti da una flotta di marinai spenti dal terrore e disposti a rischiare il naufragio pur di avere un governo locale. Abbiamo visto questa urgenza trasformarsi in un impianto giuridico avanzato, capace di limitare gli abusi. Abbiamo osservato cittadini comuni che finanziano la propria difesa e uno Stato che, con metodica spietatezza, ha centralizzato il potere, fino a riuscire a imporre la propria esistenza ai tavoli negoziali di mezza Europa. E per chi ascolta, studiare questo periodo significa comprendere che la sovranità di una nazione non è mai un regalo concesso dall'alto. È un fragile e continuo atto di equilibrio tra ordine e caos, tra la spinta rivoluzionaria della base e il calcolo freddo del vertice amministrativo. E proprio per questo, prima di chiudere la nostra chiacchierata, credo valga la pena soffermarci su quel dettaglio degli Almogaveri nel Trattato di Gaeta. Il fatto che lo Stato nascente abbia dovuto escludere le proprie truppe d'assalto perché ritenute incontrollabili solleva un interrogativo profondo. È una prospettiva che fa riflettere, lascia intuire che la rivoluzione non finisce mai in modo pulito e pone una domanda aperta a chiunque si dedichi allo studio di queste dinamiche. Un nuovo Stato può mai davvero addomesticare del tutto quelle forze caotiche e violente che sono state assolutamente indispensabili per conquistare l'indipendenza? O quelle stesse frange sono destinate, per loro stessa natura, a trasformarsi in un ostacolo permanente sulla via della normalizzazione civile? Un paradosso che, se guardiamo alla storia moderna, sembra ripetersi costantemente e che vi invitiamo sicuramente a continuare ad approfondire per conto vostro. Alla prossima esplorazione.